Nicolò Rocco, un altro trevigiano qui a Palazzo Ferrofini con Uniti per Manildo, è stata una bella corsa, tu comunque ti sei sempre impegnato sul territorio trevigiano e di Treviso in particolare, come ho chiesto a Manildo, dal Sile al Canal Grande. Beh, è un'esperienza straordinaria perché senti la storia. Qui a Venezia senti la storia di un territorio e quindi dire dal Sile al Canal Grande ha un senso profondo, significa che c'è appunto una comunità che ha una storia secolare e noi siamo un pezzo di questa storia e cerchiamo di farla tenendo i legami con chi ci ha permesso di essere qui, ma anche con chi magari non ci ha votato perché appunto senti la responsabilità di fare del bene per la comunità veneta, ci sarà moltissimo da fare. Com'è stato come impegno, oltre a questa campagna elettorale, ma anche proprio trovare le idee da portare qui a Palazzo Ferrofini, in consiglio regionale, che è il Parlamento dei Veneti? Secondo me è stato un percorso abbastanza naturale, nel senso che io mi impegno da tanti anni in amministrazione a Treviso, ho sempre comunque militato all'interno di partiti, adesso faccio parte di Azione e quindi noi abbiamo un background culturale, abbiamo un humus di idee che ogni volta che ci sono delle elezioni comunque si presenta, raccoglie istanze e noi abbiamo iniziato un lavoro con le elezioni europee come Azione in cui abbiamo cercato di capire come il Veneto potesse un po' uscire da un suo localismo, noi siamo molto fieri delle nostre tradizioni, però queste tradizioni devono anche avere la capacità di aggiornarsi, di guardare al futuro e quindi il lavoro che noi abbiamo fatto con le elezioni europee e poi con tante assemblee programmatiche è stato qualcosa che naturalmente abbiamo portato all'interno del nostro programma e sul quale abbiamo chiesto il consenso, che è oggettivamente la cosa più difficile. Quindi arriviamo non con un foglio bianco ma con tante buone intenzioni che dovranno confrontarsi ovviamente con la realtà e con la fatica insomma dello scrivere le leggi. Dovrai abbandonare i tuoi TEDx? No, quella è un'attività di volontariato, sicuramente comunque c'è un gruppo che raccoglierà un testimone, però essendo il TEDx volontariato continuerò a farlo da volontario cercando di portare un po' di idee, di esperienza, ma raccogliendo anche le tante idee che arrivano da una community di volontari e di innovatori. Ultima cosa, potrai fare un TEDx qui in Consiglio regionale, te la lanciamo così come idea? No, non credo si possa, nel senso che i TED hanno delle regole, sono americani, quindi sono molto... Però c'è TEDx Venezia, che è una bellissima community, l'ha fatto il Goldoni quest'anno, quindi rafforzeremo le collaborazioni in tutti i sensi.